Dopo un anno di successi commerciali, Alfa Romeo all'82esimo Salone Internazionale di Ginevra, che si svolge dall'8 al 18 marzo 2012, ha allestito uno stand di forte impatto visivo. Protagoniste dell'area espositiva elvetica i modelli Giulietta e Mito. Il 2011 è stato un anno di forte crescita per Alfa Romeo, sia in termini di immagine che di vendite. In Europa si è passati da una quota dello 0,8 all'1%, classificandosi tra i brand che sono cresciuti di più nell'ultimo anno, con un aumento di quasi il 20%. Soprattutto grazie a Giulietta, l'immagine del brand è cresciuto in modo considerevole in termini assoluti. Lo scorso anno sono stati immatricolati circa 80.000 vetture in Europa, di cui il 40% circa in Italia. I mercati esteri sui quali Giulietta ha fatto registrare i migliori risultati sono quelli francesi con 1.200 vetture, quello inglese con 7.100 vetture e quello tedesco con 6.300. E dal lancio avvenuto a metà del 2010 le Giulietta ordinate in tutto il mondo sono state quasi 140.000. Il Suzuki Demo Rider Tour 2012 è partito da Roma l'8 marzo, rappresenta un'iniziativa itinerante che toccherà le principali piazze italiane con l'intento di avvicinare clienti attuali e potenziali coinvolgendoli direttamente in una prova su strada. La manifestazione è rivolta agli amanti delle due ruote. La prima tappa, quella di Roma, è avvenuta in concomitanza con il Moto Day, il salone della moto e dello scooter. Gli appuntamenti del Suzuki Demo Rider Ride Tour 2012 si protrarranno nelle altre città italiane fino al 14 ottobre. Ad ogni tappa sarà presente un bilico di oltre 16 metri per l'esposizione delle moto ed appositi gazebo, dove fra le altre moto sarà possibile vedere la nuovissima Inazuma. L'incantevole piazza dei Priori di Volterra accoglierà i riordini ed il palco partenza e arrivo della quarta Liburna Ronde Terra, quinto ed ultimo appuntamento della quarta stagione del Challenge XAI Race Day Ronde Terra. I piloti sabato 17 marzo si presenteranno alle verifiche, mentre la partenza è prevista per le ore 18:20. Domenica 18 marzo poi la gara entrerà nel vivo con 4 passaggi nella storica e bellissima Ulignano. La quarta Liburna Ronde Terra rappresenta l'ultimo appuntamento e pertanto decreterà i vincitori assoluti del Challenge Race Day Ronde Terra 2011-2012. Il Millennium Expo sarà ospitato per la terza volta nell'ippodromo Tor di Valle di Roma il 24 e 25 marzo 2012. La manifestazione è giunta alla 23esima edizione e rappresenta la più grande mostra scambio di auto, moto, ricambi d'epoca dell'Italia centro-meridionale. Anche nella prossima edizione del Millennium Expo sarà consentito a tutti gli appassionati di esporre o vendere il proprio veicolo d'epoca all'interno della mostra scambio. Il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Paolo Sesti, in una lettera aperta tratta del tema dell'uso della moto in fuoristrada, un argomento che comprende molteplici aspetti, da quello sportivo a quello ludico, in una situazione che vede talvolta i motociclisti colpevolizzati o addirittura vessati senza giustificazione e gli organizzatori di manifestazioni sportive alle prese con difficoltà sempre maggiori, mentre è sufficiente la singola azione di qualche maleducato per compromettere sensibilmente l'immagine dei motociclisti. Organizzare gare in fuoristrada al di fuori degli impianti fissi diventa sempre più difficile. La Federazione Motociclistica Italiana quindi chiede attenzione ai singoli appassionati, alla stampa, alle case costruttrici, affinché sia possibile in tempi brevi dare vita ad azioni concrete e coordinate per difendere il settore da possibili situazioni che rischiano di diventare irreversibili. Yamaha Motor Italia all'Adriatic Arena di Pesaro, di fronte a oltre 8.000 spettatori, ha presentato lo scooter a ruota alta Yamaha Xenter nell'edizione 2012 dell'edizione All Star Game, spettacolare evento di basket organizzato da RCS Sport e Lega Basket. La casa dei tre di Amazon è stata titolo sponsor della gara delle schiacciate denominate Yamaha Xenter Slam Dunk Contest, gara vinta per la seconda volta di fila dalla guardia della Scavolini, lo statunitense James White, riuscito a difendere il suo titolo contro gli attacchi di Tony Aisley del Banco di Sardegna Sassari, Aubrey Coleman dell'Angelico Biella e Achille Polonari della Banca Tercas Teramo. Lo Yamaha Xenter Slam Dunk Contest si è disputato nella pausa tra il primo e secondo tempo dell'Edison All-Star Game 2012, gara vinta dalla nazionale italiana guidata da mister Pianigiani
Pisani contro le stelle straniere del campionato italiano, vinto dalla squadra italiana per 91-85.